Bene, questo è il verde pubblico affidato alla Gelas. Eccola qua, chiuso perennemente. Qua era aperto e si poteva entrare qui a fare percorso natura, e ora non è più concesso nemmeno quello. La politica è una cosa complicata, siccome non hanno, come si dice, il nipote competente, no? Allora non si affida a nessuno, in attesa di un nipote competente. Se poi lo affidano a un nipote incompetente, succede che poi arriva la magistratura perché non dà i risultati, no? E si rallenta tutto. Guaro rosso rosso, l'erba, no? Perché questo qua serve a... Questa erba luvata serve a fare la fattura. Cioè l'importante è che si fa la fattura. Questa macchitella era un bijour, e fino a quando ce l'aveva l'ENI era un bijour. Poi è stato dato in gestione, in pasto alle amministrazioni, e ormai è tutto una vambariglia. È tutto una vambariglia. Niente, volevamo andare a vedere la foce del biologico, no? Però siccome ci sono i cani sciolti, ma non quelli sciolti tipo diarrea, i cani randaggi. Carre c'è andato, no? Questa è la riserva dei cani sciolti. La riserva, tipo l'indiana, no? C'ha una riserva. Solo che però mettiti cillo, attento ai cani sciolti, non oltrepassare questo limite. Siamo a Macchitella, qua c'è il turismo gelese, però come potete vedere, ma non solo, qua dovrebbero anche aggiungere divieto di accesso alla spiaggia, no bagno, perché se tu da qua vai in spiaggia vieni sbranato dai cani. Lì dove c'è quell'altro cartello, è proprietà privata dei cani. Un chiunosso.